Benvenuti cari amici di Matto Scacco, oggi siamo con questa spada laser. Ok, questa sarebbe una luce, adesso la mettiamo qui di fianco. E nel video di oggi mettiti comodo perché sarà un video lungo. Ti vorrò dare i miei personalissimi consigli per riuscire a raggiungere il fatidico obiettivo dei 1000 punti. Quindi questo video è dedicato a tutti coloro che ancora non sono riusciti a raggiungere questo obiettivo. Dico che è normale perché ci siamo passati tutti dai 600 punti, dai 700, gli 800, 900. Poi ci sono anche dei punti di stallo, molto tempo, molte volte capita che qualcuno rimane su 800 punti per parecchio tempo prima che arrivi poi il fattore che possa sbloccare. Ora io spero in questo video di darti quei consigli che ti aiuteranno a sbloccarti ed andare così avanti. Mettiti comodo, partiamo. Inizierò a fare delle partite online ragionate contro avversari che hanno all'incirca il mio stesso punteggio. Adesso con questo account ho 959 punti, andiamo a farci una bella partita e io direi di giocare a 10 minuti, così abbiamo anche un pochettino di tempo per fare 4 chiacchiere. Siamo il nero e andiamo a giocare contro il nostro avversario. Ora, un giocatore che apre con D4 si aspetta che noi apriremo con D5, probabilmente è preparato contro D5, quindi il primo consiglio che posso darti è anche provare a giocare aperture secondarie, non per forza inferiori. Ok, regola numero 1, tutte le volte in cui apri un fianchetto si chiama, questo fianchetto deve essere riempito con l'alfiere, quindi noi giocheremo seguendo i principi generali del gioco cercando di non far cavolate. Ora, che cosa dice la teoria degli scacchi? Controlla il centro, una volta la teoria degli scacchi diceva controlla il centro con i pedoni, quello che sta facendo il nostro avversario, ma la teoria degli scacchi ipermoderni dice il centro si può controllare da lontano anche coi pezzi. Infatti le 4 caselle centrali, ora delle 4 caselle noi ne controlliamo 2 grazie alle alfiere e se sviluppo anche il cavallo, ora queste 2 caselle centrali sono ipercontrollate dai miei pezzi, quindi è così che cercherò di fare. Altro piccolo tips, quando giochi col nero non devi avere la stessa mentalità di gioco che hai quando giochi col bianco. Quando giochi col bianco giochi per attaccare, per un gioco magari aggressivo, eccetera. Con il nero, avendo una mossa in meno, che ti assicuro che fa tanto, devi giocare un po' più sulla difensiva, voglio arroccare il prima possibile, voglio evitare, cioè se adesso io andassi subito a piazzare il cavallo in giro così cercando di attaccare i suoi pezzi, è troppo prematuro. Devo pensare prima a completare lo sviluppo. Completare lo sviluppo significa togliere tutti i pezzi che sono a casa, farli fare qualcosa, metterli in posizioni attive, poi solo dopo arriva il momento di pianificare un attacco, ma prima di allora principi generali. Ora, qual è un pezzo che posso togliere facilmente? Il cavallo che posso togliere qui o qui, ma è sempre meglio non metterlo a bordo scacchiera. E l'unica cosa che mi dà fastidio del cavallo qui è che mi tapperebbe un po' questo alfiere, quindi se sei d'accordo magari inizierei a sviluppare questo alfiere. Come faccio a sviluppare questo alfiere? Beh, se io sposto questo pedone sembra che l'alfiere abbia già una sua diagonale naturale per svilupparsi. E qui arriva un altro piccolo consiglio che voglio darti. Nella gran parte dei casi, non sempre, ma nella gran parte dei casi, quando giochi col nero, un alfiere va in fianchetto e un alfiere si sviluppa sulla sua diagonale naturale. Prova a vedere le partite dei grandi maestri e noterai che è così. Mentre il bianco, che purtroppo ha un tratto in più, riesce quasi sempre a sviluppare gli alfieri sulle loro case naturali, anche se poi ci sono aperture che prevedono proprio che anche sia il bianco stesso a fianchettare uno dei 2 alfieri. Ora devo togliere questo alfiere e devo capire se metterlo qui, qui, qui o qui. Sono certo che a te magari ti piacerebbe metterlo in B4 dove fa scacco, ma attenzione, bisogna sempre almeno prevedere, non dico tanto, ma almeno la prossima mossa del nostro avversario. Se io metto qui l'alfiere che fa scacco, lui molto probabilmente para lo scacco con C3 e gli facciamo un favore. Perché? Perché gli facciamo consolidare la posizione, non solo, una volta che avrà spostato il pedone C3 ci attacca anche il nostro alfiere. Quindi, perché fargli questo favore? Lo metto in E7 e tu mi dirai, ma che caspita fa l'alfiere in E7? Non fa nulla. Sono d'accordo con te, ma chiamasi mossa di sviluppo. Cioè, qui in F8 c'era un alfiere che non era mai stato mosso, in E7 un alfiere che è stato mosso, ma soprattutto che permette l'arrocco. E alla domanda, Christian, quando è che bisogna arroccare? La risposta è il prima possibile. Ora qui
abbiamo arroccato sia io che il mio avversario mossa 6/7. Proviamo a complicare un pochettino il gioco, perché più il gioco è solido, più è difficile che sbaglino questi. 900 punti giocano già bene, quindi io direi di andare a martellare il centro del mio avversario con una mossa come C5. Magari potrà iniziare a creare qualche problemino sul centro, anche se appunto con C3 il gioca C3 consolida tutto, che penso che sia un po' la mossa che vuole fare, perché ha impostato questa apertura in stile sistema Londra. Allora io gioco tranquillo, libero, gioco questa mossa per fare spazio al mio cavallo, perché non volevo mettere il cavallo davanti al mio alfiere, quindi l'idea è di metterlo in D7. Altra cosa, segnatelo su un foglietto di carta: spesso e volentieri nelle partite di donna, quindi le partite che iniziano con pedone di 4, il cavallo del nero, posso spararti una percentuale anche alta, nell'80-85% dei casi va in D7. Ok, il mio avversario sta cercando un pochettino di avanzare e vediamo un pochettino cosa si può fare qui. Allora io direi che comunque continuo un pochettino a svilupparmi. Potrebbe continuare la sua avanzata, il che sarebbe anche un po' fastidioso, ma secondo me riusciremo a rispondere. Ora, questa è una posizione molto solida, molto sicura, ripeto, i giocatori sotto i 1000 punti non sono forti nella tattica, quindi se volete avere maggiori speranze di creare complicazioni, di far sì che il nostro avversario sbagli, e andare in posizioni aperte, in posizioni tattiche, eh, e lì c'è molta possibilità che sbaglino, mentre se andiamo in posizioni chiuse ovviamente diventa più complesso. Adesso mi minacciano il cavallo e il cavallo può andare qui, essenzialmente qui, qui viene mangiato, qui non serve a nulla. In entrambe queste caselle si minaccia l'alfiere, ma con una differenza, che se vado a cavallo D5 l'alfiere si può ritirare in G3 ed è finito il giochino. Se vado cavallo in A5, se l'alfiere va in G3 io lo vado a catturare. No? Quindi sembra essere un pochettino meglio questa situazione. Ok, c'è da considerare anche questa, ma dopo questa siamo pari praticamente di materiale. Però io ho anche poi attacchi in realtà molto carini. Quindi questa non mi preoccupa. Vuoi raggiungere il traguardo dei 1000 punti? Ho realizzato il corso completo dalla durata di 16 ore che ti porterà all'obiettivo nel minor tempo possibile. Trovi il link in descrizione del video. Credo che lui debba andare con l'alfiere in G3. E ora voglio dirti un'altra cosa che magari non sai. Vediamo un po' cosa lui gioca. Qui ovviamente non può andare perché questa casa è iper controllata da una batteria, si chiama, di alfiere più donna. O a meno che lui non decida di andare in E3. E poi vuoi giocare G4 e poi c'ho il cavallo che non può andare più da nessuna parte. Questo è da considerare. Il cavallo a bordo scacchiere è molto facile da incastrare, quindi una mossa come G4 mi incastrerebbe il cavallo. Quindi, allora, posso giocare questa intanto, così se tu catturi qui. Intanto questa mossa mi sembra piacere. Intanto questa mossa sembra piacermi e direi che si può fare. Così in caso di G4 ho la fuga in F6 perché non c'è più il pedone che mi attacca. Credo che lui debba andare, credo, di pedone. Bene, adesso questa mossa purtroppo è sempre disponibile per lui, quindi andiamo a creare una casa di fuga abbastanza sicura per il mio cavallo, che è G6. Non mi fa impazzire come mossa, ma ogni tanto è bene pensare anche alla difesa. Ok, partita molto posizionale, molto tranquilla, priva al momento di colpi tattici. Spero di non dimenticarmi nulla, anzi se mi sto dimenticando qualche cosa, scrivetemi un commento qui sotto, qualche sacrificio, qualcosa. È sempre molto difficile parlare e giocare. Quindi io quasi quasi andrei. Allora, intanto vedo che ora c'è questo punto dove ci si può un po' attaccare, no? Quindi quando vedi un punto del tuo avversario abbastanza vulnerabile come questo pedone, nel senso che è attaccato una volta ed è difeso una volta, una cosa buona e giusta da fare è aumentare il numero degli attacchi. Quindi sto facendo 2 attacchi su questo pedone e lui lo difende una sola volta. L'unico modo per difenderlo è aggiungere questo attaccante,
Scusa, questo difensore, questo cavallo che difende, perché l'alfiere ovviamente non può andare qui a difendere che c'è il mio cavallo, quindi credo che lui debba giocare questo cavallo qui. A questo punto la mia domanda è come eliminare questo cavallo, perché se io riesco a eliminare questo cavallo avrò sempre più attaccanti su questo punto. Si potrebbe pensare a questa spinta, che credo che si possa fare tra l'altro. Sì, credo che si possa fare questa bellissima spinta dove poi posso prendere ancora spazio di qui. Sì, credo che su cavallo in C4, che è l'unica mossa che lui ha per tenere questo pedone, io ho la semplice B5, al che lui deve... Ah no, eh no. Ok, sì. Ok, su B5 ha questa in realtà. Ha questa. Su B5 ha questa qui, dove catturo, catturo, catturo e l'alfiere cattura il peon. Però dopo donna, torre, no. Inizia a non piacermi più. Ecco, poi a volte, no a volte, il più delle volte il calcolo a scacchi diventa fondamentale. Diventa fondamentale. Allora, facciamo così. Non faccio più questa mossa qui, ma mi piaceva però come idea. Un po' mi ci ero affezionato, ecco, poi bisogna imparare anche a non affezionarsi troppo alle proprie idee. Allora facciamo così, andiamo sulle case bianche. Ok, allora, qui che cosa sto facendo? Sto minacciando in maniera molto velata uno scacco matto su G2. Questi matti velati, nel senso che ora non è possibile che c'è il cavallo, scusami, questi matti velati creano dei seri problemi al nostro avversario, perché lui sa che non potrà mai togliere il cavallo, no? E quindi quando riuscite a fare questi attacchi a raggi X, si chiamano, è un attacco di matto a raggi X, comunque create dei problemi. Ogni mossa che fate dovete cercare di creare qualche problema al vostro avversario. Adesso l'alfiere e la donna sono posizionati bene. Ecco, qui è arrivato l'errore. E la cosa la dico spesso, la dico ovviamente anche nel corso come arrivare a 1000 punti, lo trovi qui in descrizione. Spesso e volentieri si vince a scacchi sull'errore dell'altro. Maggiormente sotto i 1000 punti, a un certo punto se voi tenete gli occhi aperti, il vostro avversario farà una cavolata. Eccola qui. Perché il nostro avversario ha fatto una cavolata? Perché aveva paura del matto qui sopra e quindi ha deciso di portare il cavallo qui per difendere questo pedone dal matto. E questo suo sbarellare, tu dici, ma quando giocano contro di me gli avversari non fanno questi errori. Gli avversari sbarellano quando sono sotto pressione e qui ti assicuro che c'era una pressione, ok? Quindi quando voi create pressione, il vostro avversario inizia ad andare in ansia, è possibile che faccia gli errori. Ovviamente sugli errori poi bisogna approfittarne. A questo punto abbiamo un vantaggio di +3, devo darmi una mossa altrimenti questa la perdo per il tempo, ma credo che qui si possa giocare molto bene. Allora qui ha giocato questa mossa perché vuole fare questo, ma se si va ai cambi sinceramente sono anche felice, quindi andiamo a giocare normale. Speriamo di non essermi perso nulla. Ecco, ogni mossa che fa il tuo avversario ha un senso. Questa mossa è per bloccare questo attacco e attaccarmi la regina. Questi erano i suoi piani. Adesso, se lui inizia a fare un po' di cambi, si chiamano cambi, no? Quando faccio alfiere per alfiere, cavallo per cavallo, i cambi sono cosa buona e giusta. Quando sei in vantaggio di materiale, vedi qui sotto che c'è scritto +6, +3, questo si chiama un vantaggio di materiale. Aspetta che fammi ragionare un attimo. Allora, questa qui, alfiere qui, questa qui, no, ho paura di fare questa, sono onesto. Facciamo prima una roba easy, easy e tranquilla. Ho paura di fare questa, porca vacca. Devo giocare F6 poi. Ah, questo cavallo è una spia nel fianco se non glielo tolgo da qui, Ok, facciamo così, dai. Voglio giocare tranquillo senza rischi. Dicevo, quando siete in vantaggio di materiale, come +3 in questo caso, è meglio giocare tranquilli e giocare per i cambi, perché se voi cambiate i pezzi andate a semplificare il gioco e nel momento in cui semplificate il gioco non posso andare qui altrimenti perdo il cavallo. Nel momento in cui semplificate il gioco
avete maggiori possibilità di vittoria. Perché? Perché il vostro esercito è superiore numericamente. Mi ha un po' scassato le bolse, perché il vostro esercito è superiore numericamente. In genere, quando un esercito è numericamente superiore, la partita si vince. Andiamo a prenderci tutti i pedoncini che possiamo. Adesso questo cavallo è veramente catturabile. Su una mossa come questo tipo gioco comunque alfiere qui. E adesso bisogna mettere il turbo. Quando vedete che siete sotto i 2 minuti e non avete l'incremento, in genere chi ha meno di 1000 punti non piace giocare con l'incremento, cosa che secondo me è essenziale e anche in tutti ormai i tornei di scacchi ufficiali, cioè l'incremento. L'incremento significa che voi ogni mossa che fate sull'orologio vi viene abbonati e vengono abbonati dei secondi, 10-15 secondi. Ok, ad alti livelli vi dico, in una situazione piatta come questa, con un +4, l'avversario per sportività abbandona. Mentre sotto i 1000 punti il vostro avversario proverà probabilmente a giocare fino alla morte, e che ci sta, che va bene anche appunto per fare esperienza. Però adesso penso che questo cavallo comunque sia accadrà, perché sto vedendo che qui viene catturato dalla regina, qui viene catturato dalla regina, indietro c'è sia torre che regina, qui. Quindi in realtà ha perso anche un cavallo, quindi il nostro vantaggio adesso andrà a +7, un vantaggio molto importante. E questa è stata una partita difficile. Ok, ha deciso di darmi un pezzo così a gratis. E bene, adesso probabilmente ci papperemo questo pedone e poi disturberemo un po' la sua regina probabilmente. Allora ci pappiamo questo pedone con minaccia sull'alfiere. Lui ci minaccia qui, ma noi, ecco, quando noi creiamo una minaccia più importante possiamo far finta che le minacce del nostro avversario non esistano. Adesso lui ha nascosto la regina dietro un alfiere. Questo alfiere non è sicuro, perché questo alfiere può essere bombardato. Esempio, se io gioco già alfiere qui o cavallo qui, vado a bombardare il suo alfiere. Alfiere qui. Christian, ma in presa questo alfiere? Sì, ma dietro c'è la regina, vale molto di più. Quindi, quando voi trovate un punto debole, che è questo alfiere che ha attaccato 1 o 2 volte, deve essere bombardato. Adesso lui ci metterà dietro una torre. Ma io vado ai cambi. Voglio cambiare per rendere la situazione più easy. Quindi, regina per alfiere. È vero che così perdo la regina, ma fra poco la recupero. Andiamo in una situazione di parità. Attacchiamo un po' questa torre e adesso con 1 minuto devo giocare velocissimo. Ho 2 cavalli in più di vantaggio e anche diversi pedoni, quindi andiamo a giocare tranquilli. Chiederò un cambio di pezzi. Qui mi attacchi, qui va bene, prenditi pure quel pedone, voglio giocare veramente tranquillo. Chiederò un cambio di pezzi, più i pezzi vengono cambiati, più diviene facile giocare. Importante tenere le entrate di torre in settima traversa, importante che il mio re possa scappare, creiamo una via di fuga al re, altrimenti ci prendiamo gli scacchi matti. Ora questo pedone cadrà e poi ho minaccia di matto. 48 secondi contro 2 minuti, ovviamente non è facile giocare in velocità, anche il mio avversario ovviamente si crea una casa di fuga, ma probabilmente non si era reso conto che c'era la torre in presa. Adesso velocemente, alla velocità della luce, ci catturiamo i pedoni e ovviamente se abbiamo dei pedoni in fuga, ragazzi, dobbiamo usarli, perché questi si chiamano regine, non si chiamano pedoni. Uno a volte si dimentica e inizia a giocare solo con i pezzi che ne ha, cavallo, torre, ma hai voglia di fare scaccomato un cavallo e torre. Ci vuole la regina, scacco e scacco. Non è facile da chiudere questa posizione. Andiamo di scacco. Finché fai scacco la partita non può che andare bene. Almeno non puoi perdere perché puoi fare stallo, robe stare. A parte che c'è ancora un sacco di mosse da fare. Scacco tenuto dal cavallo. Vuoi raggiungere il traguardo dei 1000 punti? Ho realizzato il corso completo dalla durata di 16 ore che ti porterà all'obiettivo nel minor tempo possibile. Trovi il link in descrizione del video. E sul re B8 arriva il matto. Sì, scacco matto alla prossima. Ok. Bene, è stata una partita, rivediamola velocemente, è stata una partita
ha giocato molto solido, ecco, come vi dicevo, qui ho cercato un'apertura secondaria per cercare di non farlo andare sempre nelle stesse cose, perché se voi fate la difesa che lui si aspetta, ovviamente ha giocato tante volte contro quella difesa ed è molto abile. Qui ho cercato, diciamo, un modo di controllare il centro un po' differente. Ho giocato in modo tranquillo, strasicuro, stra-easy, fin quando a un certo punto non ha sbarellato. Ecco, qui è stato molto importante perché qui per esempio potevo perdere il pezzo, perché se qui, non so, dicevo, ah ok, muovo questo pedone, muovo questa torre e alla prossima pedone in G4 perdo il cavallo, esempio. Faccio una mossa così, pedone in G4, che fine fa questo cavallo? Non vedo tante cose dove può andare. Attiviamo un po' il motore. Ah no, non posso attivarlo in questa versione. Però mi sembra, non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che questo cavallo sia abbastanza perso. Quindi bisogna dare sempre anche uno sguardo alla difesa. Poi per quanto riguarda la partita, alla fine a un certo punto ha sbarellato e da quando ha sbarellato la partita si è ribaltata. Ovviamente in mio favore. Andiamo a giocare ora un'altra partita. Questa volta speriamo di essere i bianchi, yeah, siamo ancora i neri e facciamo sempre qualcosa di diverso. Vado a controllare le caselle centrali, questo è quello che bisogna fare. Ora, magari questa non è l'apertura più bella del mondo, ma giochiamo creativi, sorprendiamo il nostro avversario che ha spinto questa mossa perché al 99% vuole supportare la spinta in E4. E allora sai che ti dico? Sai che ti dico? Che se fai quella, io faccio questa. Se tu mi fai questa, io mi sono liberato la possibilità per la mia regina di entrare. Ok, pensavo che facevi una roba del genere, ma niente. Ok, controlliamo le case centrali con i pezzi. Questo è lo scopo che dovrebbe avere una qualsiasi apertura, buona o cattiva che sia. Arrocchiamo il prima possibile, questa è un'altra cosa che bisogna fare. E adesso andiamo a giocare. Premetto che so poco e nulla, per non dire nulla totalmente di questa apertura, ma andiamo a giocare così, va? Allora, va bene, vai, giochiamo così. Bruttissimo, ho chiuso il centro, arrocco lungo, ok. Questo si chiama un caso di arrocchi eterogenei, cioè un re in un angolino e l'altro re nell'altro angolino. Quando vedi arrocchi eterogenei, l'unica cosa che deve venirti in mente, ma l'unica, non devi pensare a niente, è valangata, si chiama, in inglese lo chiamano pound storm, cioè valangata di pedoni che assalgono il re avversario. Quindi iniziamo la nostra valangata. Forse a 6 B5 valangata. Ovviamente occorrerà sviluppare i pezzi perché è sempre cosa buona e giusta, ma valangata. Se lui mi cattura non ricatturerei subito con l'alfiere, ma addirittura posso aspettare. Ok, lui intanto ha visto un punto abbastanza arretrato e debole dello schieramento, ma va bene. E io continuo con lo sviluppare i pezzi e poi ovviamente cosa abbiamo detto? Valangata di pedoni. Ecco, lui forse anche lui avrebbe dovuto cominciare la sua valangata, probabilmente non conosce questo principio, che è una cosa buona per noi, e quindi va bene così. Qui posso catturare, qui vedo in realtà che posso catturare, vado con un pedone di vantaggio, attacco la regina, secondo me male non può fare. Ok, attenzione a questo suo cavallo che è attaccato a raggi X 2 volte dal mio alfiere e dalla mia regina. Attenzione, questo mettere i cavalli, andare in giro così con i cavalli che non sono protetti, ora per fortuna questo cavallo è protetto, ma intanto un pedone di vantaggio e sono felice, sono contento. Nel corso che ho realizzato su come arrivare a 1000 punti, trovi 16 ore di corso di partite in questo modo, dove partiamo da un punteggio molto basso, le commentiamo e le analizziamo molto a fondo. E ok, qui lui vuole attaccare la nostra regina, il nostro cavallo, e o lo spostiamo o lo difendiamo, non è che ci sono troppe cose per farlo. Allora, così lo difendiamo, però è una difesa, io ho molto paura a mettere i pezzi dove non sono difesi da nessuno, quindi se devo scegliere quasi quasi sceglierei per una easy ritirata qui. Sono un fifone, chiamatemi fifone, ma mi piace il gioco sicuro.
Mi piace il gioco sicuro. Tra l'altro ora minaccio questa spinta con forchetta. Quando un pedone attacca due pezzi contemporaneamente si chiama forchetta, altrimenti normalmente è un attacco doppio. Ok, il cavallo ancora gli piace muovere i cavalli qui, e che va bene, è una buona cosa, questa è sicuramente una buona casa. Però, intanto se spingo qui il cavallo si deve ritirare. Però sai, mi piace lasciargli qui il cavallo. Anzi no, non mi piace perché c'è l'attacco qui. C'è l'attacco qui, maledetto. Sai che non avevo mica visto che c'era l'attacco qui. E allora bisogna difendere. Bisogna difendere questo punto. Signori, è andata così. È andata così. Bisogna difendere questo punto. Bisogna difenderlo. Perché ci sono molteplici attacchi. Va bene, speriamo che non lo poteva fare prima, credo di no, però quando ci sono i punti deboli sono facilmente attaccabili dal nostro avversario. Ok, intanto siamo più di un pedone, questa è sempre una cosa buona. Un cavallo a bordo scacchiera, un cavallo aggressivo ma facile da scacciare via. Ok, questa si può sempre fare. Si può fare ma non mi fa impazzire perché c'è l'inchiodatura, non mi fa impazzire. Quindi aspetterei un attimino a farla, però facciamo che nel dubbio questo un attimo sto cavallo se ne va fuori dai maroni. Che ne dici? Che ne dici? O se no senti, io lo lasciamo lì. Ecco, se gioco questa, se preparo questa, tu potresti perdere il cavallo. Sì, deciso. Se io gioco B5 tu hai perso il cavallo perché qui non può più andare che c'è il tuo pezzo. E qui me te magno. Ok, anche questa partita devo dire che si sta rivelando molto interessante. Sì, ora il mio obiettivo è di mangiargli un cavallo, quindi questo è un piccolo piano di gioco, mangiargli un pezzo, perché all'inizio quando hai 500 punti il tuo obiettivo è fare scacco matto nel minor tempo possibile, man mano che il tuo punteggio aumenta è come gli mangio pian piano i pezzi, come gli mangio pian piano i pedoni affinché il suo re diventi privo di difese e poi posso dargli scacco matto. Qui purtroppo non ha visto la tattica e quindi gioco questa mossa che però in realtà gli consente di andare qui. Non avevo calcolato che c'aveva questa casa, che tra l'altro ce l'ha sempre avuta. Urco, questa ce l'ha sempre avuta e mi avrebbe creato problemi. Allora, senti, vai via con sto cavallo. Questa mi avrebbe creato seri problemi perché dopo cattura qui. Ok, va bene. Mamma mia, che brutta questa partita. È tutto purché didattica. Sto giocando malissimo. Va bene. Avversario forte, 973 punti, quindi va bene così. Ok, questa mossa me l'aspettavo. Ovviamente catturo di alfiere perché almeno l'alfiere va in posizione attiva. E tutto questo mi aiuta tra l'altro ad andare anche con la regina qui, dove attacco il cavallo e attacco questo punto importante. Quindi sì, credo che la mia prossima mossa sia andare qui. Sì, o addirittura posso prima scacciare il cavallo, però questa credo sia più forte, no? Questa credo che sia più forte, andare direttamente qui. Vai, la faccio. La faccio perché attacco due punti importanti, no? Se gioca B3 per sostenere il cavallo sarei felice perché questa spinta si dice che ok, adesso però credo che ci sia veramente questa. Adesso non vorrei avere smentite, ma questa credo che c'è per forza. Bam. Forchettona. Credo che sposterà la regina. È vero che c'è anche la torre qui, ma io ho 1, 2, 3 pezzi che difendono quel punto. Lui ne ha solo 2 che attaccano, quindi penso che debba spostare la regina. Ok, ha contrattaccato. Attenzione, qui potresti dire subito, ah che bello, ti prendo la regina, però lui ti prende la tua. E questo è un errore tipico e siete pari. Il problema è che il fatto bello, qual è? Il fatto bello è che io posso salvare la mia regina e a lui il problema rimane. Quindi sangue freddo, se fai una forchetta e lui cerca di darti problemi, sangue freddo, tranquillo, togli la regina e a lui il problema rimane.
può continuare a farti qualche piccola minaccia del Kaiser, ma lui il problema rimane, cioè prima o poi dovrà guardarsi allo specchio e dire quale dei due pezzi voglio salvare. Questo è molto importante, non sai quanti giocatori vedo qui subito, ah che bello, posso mangiare la regina, e proprio la perdi anche tu. No, io qui posso guadagnare un pezzo secco, o regina o cavallo. Lui non può continuare a posticipare la situazione, prima o poi dovrà prendere delle misure. E quindi anche qui bisogna essere molto bravi ad essere pazienti e trovare il momento giusto. Credo proprio che salverà la regina, voglio capire dove la vuole mettere, qui, ok, l'ha messa qui, e a questo punto, senza pensarci su due volte, sinceramente, un cavallo non fa mai male. Tra l'altro ora non può mangiare qui con la regina perché c'è il mio alfiere, quindi dovrà mangiare con il pedone. Mangiando col pedone, il pedone in A3 diventerà debole e quindi posso catturarlo con scacco, e ora posso dire di essere abbastanza tranquillo. Chissà se il re scappa di qui. Sì, è scappato di lì. Però scappando di qui, c'è questa. Inchiodatura su donna. Ora anche lui può rompermi le scatole con la mia regina, ma io prima mangio la sua con scacco e poi sposto la mia. E infatti è andata così. Scacco, sei obbligato a prendere provvedimenti, e ora salvo la mia regina, che ora addirittura posso andare qui, o ancora più bello, vado con l'alfiere, scacco e perdi la torre. Questa mi piace ancora di più. Scacco, finché fai scacco lui non può mangiarti la regina. Scacco e alla fine ti mangio la tua torre e tu non me la puoi neanche mangiare, altrimenti perdi un altro pezzo. Siamo in vantaggio di materiale di più 14 e il mio avversario abbandona. Allora qui ti dico che se l'avversario era più forte, aspetta, sta chiedendo la rivincita, ma è importante analizzarla. Qui se l'avversario era più forte mi avrebbe messo in serie difficoltà perché ho fatto una serie di cavolate anch'io. Allora, questa si chiama apertura olandese, non ci interessa tanto sapere il nome delle difese, però qualsiasi cosa tu faccia, l'importante è che giochi per il controllo delle caselle centrali. Così come il mio avversario lotta per il controllo delle caselle centrali. Ti ricordo che in rosso è evidenziato quello che viene chiamato il centro e in verde ti sto evidenziando quello che è chiamato il semicentro. Quindi mettere i pedoni nel centro o nel semicentro e controllare il centro e il semicentro è uno dei tuoi obiettivi più importanti che dovresti avere all'interno delle tue partite di scacchi, ok? Ripeto, questo all'interno del corso che trovi comunque in descrizione del video qui sotto, come arrivare a 1000 punti, di questi temi, di questi ne parliamo tantissimo e lo vediamo proprio a fondo nelle 16 ore di corso. Qui il mio avversario cerca un pochettino di copiarmi, probabilmente gioca F3 per fare un supporto su E4, però probabilmente poi si è reso conto che non andava bene, perché se lui avesse spinto su E4, dopo scacco qui ci sono serissimi problemi. La partita invece prosegue in questo modo, io sviluppo un pochettino, ecco lui ha roccato lungo. Ora, i principi di scacchi sono importantissimi. Uno dei principi chiave è quando hai fatto l'arrocco lungo, in genere bisogna perdere un tempo per spostare il re in B1, perché il re riesce a consolidare al meglio la posizione. Però il principio è attaccare con i pedoni, quindi quello che ho cercato di fare è portare i pedoni contro il suo re. Poi la partita in realtà si è evoluta in maniera differente, nel senso che io ho visto delle tattiche, e quindi qui ho deciso poi di prendermi i pezzi. Quindi in realtà il piano iniziale di buttare tutti i suoi pedoni contro il suo re è sfumato, perché non bisogna neanche troppo affezionarsi ai propri piani di gioco, ma adattarsi a come sta andando la partita a poco. E niente, qui ho catturato. Dicevo prima lui avrebbe potuto, credo, approfittare un po' della situazione. Per esempio con una mossa di questo tipo attacco su alfiere torre, ovviamente salvo la torre, cattura, e ora qui non ho più l'alfiere che difende questo punto, e qui addirittura avrebbe potuto avere una mossa di questo tipo. Regina, scacco, e questa era parecchio fastidiosa, molto fastidiosa. Qui avrei dovuto catturare, cattura, attacco sulla torre. Insomma, questa posizione sicuramente era buona per lui, ma ovviamente
Per fortuna il mio avversario non è stato preciso al 100%. Allora andiamo a giocarci un'altra partita e andiamo a farci un'altra partita, finalmente siamo i bianchi e questa è senza dubbio una delle aperture più forti, ma soprattutto che ti consiglio di utilizzare perché porta al gioco aperto, porta incasinamenti e se sei all'inizio è molto bene andare in posizioni incasinate per capire come funziona il gioco. Allora, cavallo F3, impara la memoria perché è la seconda mossa che devi fare, perché sviluppi un pezzo, attacchi un pedone centrale, è sempre cosa buona e giusta. Il mio avversario gioca cavallo C6, anche lui sviluppa un pezzo e difende un pedone centrale. Adesso andiamo a giocare questa che prende il nome di apertura Ruy Lopez o apertura spagnola, che ha una semplice idea. Vuoi raggiungere il traguardo dei 1000 punti? Ho realizzato il corso completo dalla durata di 16 ore che ti porterà all'obiettivo nel minor tempo possibile. Trovi il link in descrizione del video. Quella di andare a catturare questo cavallo che è il difensore di questo pedone. In realtà c'è il modo comunque per evitare tutto. Lui gioca questa mossa che non conosco, ma noi andiamo a giocare tranquilli, che ne dici? Io sviluppo i vari pezzi e poi arrocco. Nel momento in cui ho arroccato e tutto sono abbastanza felice. Non gioco alfiere su cavallo perché l'alfiere generalmente, questo ricordatelo, generalmente poi dipende da caso a caso, l'alfiere vale un pochettino di più rispetto al cavallo, quindi se posso conservare il cavallo anziché darlo se posso conservare l'alfiere anziché darlo sul cavallo è cosa buona e giusta. Vediamo lui che cosa deciderà di fare, magari mi fa una manovra di questo tipo per prendersi l'alfiere, potrebbe farlo assolutamente. Ok, partita anche questa mi sembra abbastanza solida, normale, senza robe strane. Ok, lui ha già il fianchetto aperto per sviluppare questo alfiere. Ti ricordi cosa dicevamo prima? Normalmente un alfiere si sviluppa sulla sua diagonale naturale, l'altro in fianchetto. Questo per quanto riguarda il nero, mentre il bianco quasi sempre riesce a sviluppare. Ok, questa manovra di cavallo forse è stata obbligata ovviamente, però va contro i principi un po' generali dell'apertura che dicono di evitare di muovere sempre lo stesso pezzo più volte in apertura, ma è un po' quello che ho fatto io purtroppo con questo alfiere perché è stato sempre minacciato. Ok, dai, creiamo un pochettino di pepe in questa situazione o vogliamo giocare sempre standard? Giochiamo standard, dai, facciamo i bravi. Gioco D3. Mi sarebbe piaciuto giocare D4, ma non mi è stato possibile, però ho giocato D3 per aprire la strada a questo alfiere, che tra l'altro ora può andare qui minacciando la sua regina. Quindi è cosa buona e giusta. Però vado a minacciare la sua regina, lui ovviamente non può giocare F6 perché c'è l'inchiodatura, quindi deve spostare la regina. Va bene, lo faccio. E quando sposterà la regina in E8 mi permette il salto in D5 che sarà più forte perché il pedone in C7 non sarà più controllato dalla sua regina, quindi questa, a meno che lui non vada in difesa con l'alfiere, che è un'altra possibilità. In caso di difesa non vado a cambiare i pezzi perché un altro errore che vedo dei giocatori al di sotto ai 1000 punti è che spesso cambiano i pezzi senza troppi motivi e questo porta a delle situazioni più semplificate, senza ombra di dubbio, forse più facili da gestire, ma i pezzi vanno cambiati sempre con molta coscienza. E per quanto mi riguarda questo alfiere ora mi è molto importante. Ok, attacco su C7 che in realtà è difendibile in molti modi, torre qui, ok, non ci sono troppi in effetti, però torre in A7 sembra abbastanza sicura per lui. A questo punto devo capire come proseguire il gioco. Credo che forse su torre A7, questa è una bellissima posizione per questo cavallo, ma questo cavallo mi piacerebbe averlo in F5, in direzione dove punto sul suo re, quindi immagino una manovra di questo tipo. Nel momento in cui ragazzi avete fuori i vostri pezzi leggeri, cioè cavalli e alfieri, dovete iniziare a capire, ok, di sviluppare tutto ciò che resta, quindi regine, torri, eccetera, ma dovete iniziare a pensare qual è la posizione migliore per i vostri pezzi. La mia regina credo che possa stare bene sempre su case bianche. Adesso vediamo un pochettino come va la situazione, perché mi piacerebbe veramente... Allora, intanto C3 si potrebbe giocare per... C3 si potrebbe giocare.
Sto pensando, C3, per ritirare l'alfiere e supportare la spinta in D4. Ok, facciamo che questo alfiere non lo voglio perdere, quindi gioco C3, che è una mossa che serve a limitare parecchio il suo cavallo, ma soprattutto per ritirare l'alfiere in C2. Tu dici, perché vuoi ritirare l'alfiere in C2? Perché se me lo attacca un giorno, anziché perderlo, che poi non sarebbe perso, sarebbe un cambio, ecco comunque che sta cercando di attaccarmi l'alfiere, io vado a ritirarlo in anticipo. O posso anche aspettare che lui faccia questa mossa, perché tanto la farà, però andiamo a farla. Così posso finalmente andare a giocare per questa spinta. Posso anche giocare per H4, H5, interessante come piano. Ok, tu stai giocando per quest'altra spinta e va bene. La teoria dice che devo mettere in comunicazione le torri, cioè le due torri si devono guardare, questo è sempre molto importante. Lo possiamo fare, è una cosa che è quasi sempre bene fare, è sempre bene fare e lo facciamo. Dopodiché ho visto un po' di cose carine. Allora, quando l'avversario ha un cavallo sulla colonna G o sulla colonna B è facilmente scacciabile, più facilmente scacciabile che in tutte le altre posizioni. Quindi una spinta, un attacco di pedone laterale gli crea sempre parecchi problemi, perché dovete sapere che il cavallo ha problemi a lottare contro i pedoni, perché i pedoni si avvicinano molto velocemente e lui da vicino non è un grande giocatore, il cavallo come sai si muove ad L, quindi ogni 3 passi, e di conseguenza fa fatica a difendersi contro i pedoni che si avvicinano a lui. Sviluppa l'alfiere, che è cosa buona e giusta, e adesso andiamo a rompere le scatole a questo cavallo, che ovviamente qui non potrà venire perché questa casa è ultra controllata dai miei pezzi, dovrà andare qui. E una volta che è andato qui, urco, che cosa non ho visto? Che avendo messo qui l'alfiere, in realtà il punto C7 ora era catturabile. Ecco, questo è un errore, cioè nel senso quando il vostro avversario vi fa una mossa che vi lascia qualcosa di importante sul piatto, bisogna approfittare, perché il treno non passa quasi mai 2 o 3 volte. Adesso vediamo se se ne accorge, magari se ne accorge e gioca alfiere in A8, o magari torna in difesa con la regina. Ok, non se ne è ancora accorto, però non posso farla perché nel momento in cui vado in C7 è vero che attacco la regina, ma la regina scappa, attacca il mio cavallo e c'ho sempre il pezzo sotto. Quindi io dico sempre, ragazzi, anziché fare cose strane, delle figate, giocate in modo semplice. Quindi non andate ad attaccare qui, ma gioca in modo semplice. In genere quando ti attaccano un pezzo è bene ritirarlo. Ora qui non lo ritiro perché ho visto un colpo tattico, che è questo. Se lui mi cattura qui c'è cavallo F6, scacco con perde o la regina o il re. Cioè non è che perde la regina e il re si deve spostare e perde la regina. Ok, quindi questo è stato diciamo un errorino, una considerazione, però è difficile da vedere, no? Per il mio avversario. È stato un pochettino più facile per me da vedere perché è un po' più facile attaccare che difendersi. Ecco, altra cosa che devi sapere è che i giocatori sotto i 1000 punti non sono molto bravi in difesa, quindi sono bravi a sferrarti colpi tattici, ad attaccare, eccetera, ma in difesa non sono molto bravi, infatti rischi di fargli queste cose qui. Ad altri livelli questo non sarebbe mai accaduto, magari comunque ti avrebbe spinto il pedone, ma su questa cattura non avrebbe mai ricatturato perché si sarebbe reso conto che qui c'era un problema. Io direi facciamoci l'ultima partita per oggi, una nuova partita a 10 minuti e andiamo a vedere un po' com'è la situazione. Ok, e 4 questa volta rispondiamo un pochettino standard, è 4 e 5 perché voglio farti vedere un pochettino generalmente come vanno queste partite. Questa è la seconda mossa migliore per il nero e questa è la seconda mossa migliore per il bianco e questa è la seconda mossa migliore per il nero. Partita spagnola, ora è lui che sta facendomi lo stesso giochino. Cavallo E6 si potrebbe giocare oppure gioco A6 per scacciare l'alfiere. Ok, ora lui abbiamo detto che mi ha catturato il cavallo che era il difensore di questo pedone, adesso questo pedone è debole. Adesso domanda, cattureresti con questo pedone o con questo pedone? La risposta corretta è col pedone in D, perché col pedone in D io apro
la diagonale a questo alfiere, ma soprattutto non interrompo la catena di pedoni. Che cosa intendo? Se io vado ad attaccare col pedone B, qui creo quelle che vengono chiamate due isole di pedoni, cioè il grappolo dei pedoni di C e il pedone isolato in A, mentre in questo modo questo è un grappolo unico, ok? Dicevamo, è andato in vantaggio di un pedone, quindi siamo fregati? No, perché l'antidoto è la mossa donna di 4, che attacca contemporaneamente sia il pedone che il cavallo, quindi l'apertura spagnola in realtà non ha proprio l'idea di catturare il pedone C6, perché c'è questa mossa che è l'antidoto. Ora deve salvare uno dei due, generalmente si gioca a cavallo in F3, e io gli mangio il pedone. Adesso qui addirittura sta meglio il nero. Ah sì? Vuoi darmi matto? Ok, lui gioca per darmi scacco matto, giustamente, però intanto... ma sai che mi rompe le scatole? Perché su questa c'è il re di 1, questa non l'avevo mai vista. Ci sarà un antidoto perché su questa re di 1, poi arriva torre in D1 e sono problemi importanti. E sono problemi importanti. Bella questa, ma tutti voi li conoscete questi trucchetti? E se ti gioco G6, come la mettiamo? Se ti gioco G6. Se ti gioco G6, secondo me è interessante G6 perché tu comunque devi rimanere a guardare il cavallo e devi venire qui. G6 secondo me funziona. Perché per guardare il cavallo devi andare qui, però adesso con F6 ti becchi una forchetta, no? In teoria con F6 ti becchi una forchetta, che cos'altro potresti fare? Potresti fare cavallo F3, sì, io scacco e ti salvi, perché poi giochi donna in E3. Ti salvi, quindi con H6 invece, H6 può andare in F4, vabbè dai, giochiamo in modo così strano. F6 potresti giocare, vabbè dai, facciamola. Ormai siamo in ballo, balliamo. Non è una mossa che mi fa impazzire, ma è interessante. E secondo me, se catturavo qui il pedone, potevano essere guai. Credo che potevano essere guai. Bella questa trappola. Questa la utilizzerò per i miei prossimi video. Non la conoscevo. Adesso sì, c'è cavallo F3. Cavallo F3, mi attacchi la regina e io non posso attaccare la tua. Così invece mi dai un pezzo gratis, che è questo. Così mi dai proprio un pezzo gratis. Anzi, se vogliamo c'è prima scacco, però tu poi è sempre re di 1 che mi rompe le scatole. Andiamo così, andiamo sereni. Pezzo gratis è sempre cosa buona e giusta. Ok, ora un vantaggio di materiale di +2, non devo fare altro che cercare di cambiare i pezzi. Quindi sviluppiamo. Gli evito questa mossa che in realtà ha appena fatto lo stesso. Va bene, grazie per il vantaggio. Appena muove l'alfiere c'è questa cattura. Perché mi stai dando tutti questi pezzi gratis? Ah, perché vuoi darmi scacco matto, vuoi giocare qui, che però in realtà non è matto, perché io vengo qua. Ok, questa mi crea problemi, però fino a un certo punto, devo dirti la verità. Devo dirti la verità. Mi prendo la tua torre. Questo è un giocatore d'attacco che vuole concludere al più presto possibile le sue partite. Ok, un vantaggio di +6 e adesso facciamolo fruttare questo vantaggio. Allora, ovviamente qui non può andare che c'è il cavallo, deve andare qui o andare... Ecco, se va qui mi attacca qui, forse torre H7 devo giocare, no? Perché io sono molto avaro, non voglio perdere i pedoni, sono molto avaro, un pedone, come dice il grande maestro Andrea Stella, quindi... Facciamo che sono molto avaro e non te lo voglio lasciare. E voglio arroccare anche. A parte che non serve più arroccare, perché quando le regine non sono più presenti sulla scacchiera non c'è bisogno. Non c'è neanche più bisogno. Quindi andiamo a giocare. Gioco questa per prenderci un altro pedoncino. E poi sì, ma arrocco lungo mi piace perché mi mette in gioco la torre, solo per questo. O semplicemente torre qui, forse ancora meglio. Forse ancora meglio, ma invece l'arrocchino lo faccio. Così
Sai perché faccio l'arrocchino? Perché così ho il re che difende questo punto e slego la torre alla difesa di questo punto. Ricordati che se lui ha un alfiere che fa presa su un punto e noi abbiamo una torre che difende quel punto, ovviamente è meglio difendere un punto col pezzo di minor valore possibile, cioè è meglio tenere rilegato alla difesa un pezzo di minor valore possibile, mentre la torre è di maggior valore rispetto al suo alfiere, quindi non è una situazione, diciamo, auspicabile, diciamo così. E adesso devo trovare solo il modo di eliminargli quel cavallo che potrebbe darmi parecchie rogne. Potrebbe darmi parecchie rogne. Se io faccio così, lui fa così. Facciamo questa, dai. Questa va fatta. Mi aspetto un alfiere qui. E io voglio cambiare i pezzi. E ho trovato un modo per cambiare i pezzi. Torre qui e torre qui. Ops. Torre qui. E torre qui cambio un paio di torri. Cambiamo un paio di torri. Gioco tranquillo. Va benissimo. E poi si vedrà. Vantaggio di più 6 è quasi sempre un vantaggio schiacciante, quindi questo. E non so se lo sapete, ma ok, niente, volevo fare un pre-move, ma non sono stato in grado di dimostrarlo. Posso addirittura spingere questo pedone. Sì, lo farò. Spingo il pedone. Lo faccio, ma non sono costretto a farlo in realtà. Ok, ora con la torre posso andare tranquillamente. No, qui non posso andare, scherzavo. Però... Allora, intanto questo povero cavallo, siamo alla 23esima mossa, non si è ancora mosso ed è un problema. Intanto iniziamo a far muovere i pezzi. Allora, ho paura solo di questa mossa qui, che tu mi pappi tutti i pedoni. Solo di questa ho paura. Solo di questa mossa ho paura. Quindi facciamola questa, va. Alfiere per... E poi in realtà io ho un pedone in fuga, quindi... Ora, senza fare troppe cose sofisticate, credo che per vincere mi basterà spingere quel pedone. Quindi, anziché fare ora il figo, io inizio a spingere i pedoni e buonanotte a tutti, cioè, e chi mi ferma qua? Vado. Quindi, potrei giocare per cercare di catturargli questo pedone, potrei cercare di giocare per fargli scacchi. Va bene, andiamo a fare cose più interessanti. Questo si chiama pedone passato, cioè un pedone che ha la strada libera e che sulle colonne adiacenti, queste evidenziate in rosso, non ci sono pedoni avversari che possono rompergli le scatole. Ora, è vero che il mio piano principale è questo, ma anche è vero che lui mi sta attaccando all'alfiere, quindi salviamo il soldato Ryan un attimino e, se devo essere onesto, quasi quasi lo salvo qua. Così è difeso dal mio re, magari qui sai, ma anche qui stava bene, però vabbè, qui attacco anche il pedone tra l'altro. Ma adesso io voglio spingere. Ah, però se tu mi offri questa, io quasi quasi l'accetto. Vediamo se l'accetto. Intanto una spintarella non fa mai male. Anche questa non fa mai male. Facciamo questa qui, dai. Facciamo questa qui perché abbiamo bisogno di dare un supporto a questo pedone, quindi facciamo che andrete voi due in avanti. Quindi regola, un principio importante: hai i pedoni in fuga, spingili, cioè non devi pensare a nient'altro. Ok, sì, potrei probabilmente lottare per... Ok, qui mi minaccia la torre, che la sposto e quasi quasi la sposto qui. Quasi quasi la sposto qui, dove è vero che sono su casella nera, dove l'alfiere mi può dar fastidio, ma do uno sguardo a questo pedone e infatti mi ha rotto già le scatole. Mi ha rotto già le scatole, com'è possibile? Vengo qua, ti minaccio l'alfiere. Se tu muovi il cavallo qui sono la persona più felice del mondo. Niente, amico mio. E, ok, allora a questo punto questo è vero che è un attacco doppio, ma lui ha il modo di salvarsi perché gioca alfiere qui e salva tutto. Va bene, dai, giochiamo un attimino così, giochiamo un attimino tranquilli, che poi c'ho questa, se lui ora muove qualsiasi cosa che non sia uno di quei due pezzi, ne perde uno di due, tipo se muove un pedone, se muove il re, eccola, è arrivata.
No, in realtà c'è sempre anche alfiere qui. Ma che dico? C'è sempre anche alfiere lì. Ok, questo pedone vuole andare a promotion, ma non glielo facciamo fare, cioè piuttosto sacrifico il cavallo. Quindi questo è quello che faremo. E intanto un attacchino qui lo faccio. Alfiere qui va bene. Però almeno iniziamo a spingere un po' di pezzi qua, se no magari non vede neanche questa risorsa difensiva, ci può stare che non la vede. Torre qui, torre qui, torre qui, torre qui, ritorni lì. Sì, carina come situazione. Addirittura forse ho questa. Su alfiere qui ho questa, che se il cavallo mi cattura qui c'ho torre. No, perché c'hai cavallo qui. Va bene. Io penso che vada bene tutto in questa situazione. Con un +7 di vantaggio va bene veramente tutto. Voglio semplicemente cercare di spingere quei dannatissimi pedoni. Spero di riuscirci. E vediamo un po'. Magari non vede questa risorsa difensiva, questa è la mia speranza. Ci sta pensando tanto, quindi ci sta che non l'ha vista. Come dicevo prima, i giocatori sotto i 1000 punti sono molto forti in attacco, un po' meno in difesa. Alla fine perché si perdono le partite, ragazzi? Perché il nostro avversario a un certo punto ci fa una mossa che ci sorprende, che cadiamo dalle nubi, come dice il buon Checco Zalone. E non bisogna cadere dalle nubi, bisogna prevedere qualsiasi cosa. Quali sono le prossime mosse del mio avversario? Questa. Il cavallo può andare qua. Cioè, alla fine sono quelle le mosse. Ah, hai trovato questa soluzione? Però ti dico che questa soluzione non funziona, perché dopo questa mossa hai sotto sia l'alfiere che il cavallo. Ecco, qui per esempio è cascato un pochettino un bicchiere d'acqua, perché credo che alfiere qui era più corretta. Era più corretta. E adesso perde uno dei due. Ok, su questa ovviamente c'è il cavallo che tiene, quindi iniziamo a prenderci il cavallo e poi alla prossima l'alfiere. Lui ovviamente magari prova il tutto per tutto, l'ha provato. Qui teniamo il cavallo a guardia, se non muoio è meglio secondo me. E adesso vado in fuga col pedone che è più distante possibile dal suo re. Questa è un po' la regola. Cioè se tu devi scappare con un pedone, scappa con quello che è più lontano possibile dal suo re. Ok, questo direi che va stoppato. E adesso fuga. Fuga d'Atlantide. Come la bellissima attrazione che c'è a Gardaland. Io sono un fifone di quelle attrazioni. L'avevo provata, mi sono sbiancato e da lì ho detto ciao Gardaland, anche perché i prezzi ragazzi aumentano ogni anno sempre di più. Ok, lui vuole andare a promozione ma non credo che ci riesca. Vabbè, c'è sempre il mio cavallo che tiene qui, quindi vai pure. Ok, adesso diamo scacco e poi credo matto in poco tempo. Scacco. Vieni qui. Se vieni qui c'è il matto, perché c'è donna in H8. Se sali su, penso che arriverà più o meno il matto, no? Mi avvicino con la regina. Urco, che diagonale è questa? Ok, qui credo ci sia il matto subito, sì, perché il cavallo teneva questa casa di fuga, la regina qui e l'alfiere. Vabbè, ok. Vuoi raggiungere il traguardo dei 1000 punti? Ho realizzato il corso completo dalla durata di 16 ore che ti porterà all'obiettivo nel minor tempo possibile. Trovi il link in descrizione del video. Bene, siamo quasi ai 1000 punti. Io direi che anche questa qui è stata una partita... ok, qui mi ha fatto questa trappolina che è stata molto interessante, che non conoscevo, con l'idea di darmi matto. Sulla cattura qui, lui sicuramente sarebbe venuto qui. E ora ho il problema di tenere il matto, magari l'avrei tenuto così, però c'è sempre anche questa che però in realtà non funzionava perché in caso di torre qui io avrei catturato la sua torre con scacco
e alla fine dei cambi ho un più 5, quindi forse mi sono lasciato un pochettino spaventare da fantasmi e appunto scusatemi se faccio degli errori. F6 credo che era buona e qui niente, qui sono andato in vantaggio in un pezzo. Questa è stata una partita diciamo facile da gestire perché comunque è stata giocata tutta diciamo in maniera vantaggiosa sin dall'inizio, perché quando è un pezzo. Questo invece è un giocatore sopra i 1000 punti e vorrei cercare di fare un pochettino cose strane e voglio farti vedere come facendo cose strane si può terrorizzare il nostro avversario. Ok, credo che voglia abbandonare la partita. Ok, siccome noi non abbiamo voglia di aspettare, ne facciamo un'altra e questa volta ci va anche meglio. Facciamo cose strane. Voglio fare cose strane per metterlo in serie difficoltà e anche gambetti strani, perché in genere quando fai robe strane lo metti un po' in difficoltà, fai cose che non ha mai visto, muovi anche velocemente, sono cose che funzionano a questi livelli. Della serie Don't Try This at Home, non provatelo a casa. Facciamo cose strane, cose turche. Guarda come subito mettiamo in difficoltà l'avversario, andiamo subito a rompergli le scatole ai suoi pezzi. Sì, muoviamo veloci, costringiamo anche lui a muovere abbastanza veloce. Va bene, non c'è problema, noi facciamo cose strane, continuo a fare cose strane. Imperterrito. Se questi due pedoni mi fanno un po' paura, però giochiamo strano. O famo strano, diceva qualcuno. Grande Carlo Verdone. E guardate come è in crisi. Ecco, queste dicevo, sono cose da non fare. Questa penso sia l'apertura più brutta che sia mai esistita da sempre. Quindi è da evitare come la peste. Però gli dai possibilità di sbagliare, di fare cose strane. Ora, questa spinta qui sarebbe veramente un problema. Un gravissimo problema. Ok, per fortuna non l'ha fatta e giochiamo in questo modo. Ci potrebbe essere il cambio delle donne e il cambio delle donne porterebbe la partita in maniera molto vantaggiosa per lui, anche perché più 2 di vantaggio. Qui potrebbe probabilmente... Ok, questo me lo tengo io. Qui mi farebbe impedonare, però sarei comunque abbastanza felice se mi fa questa. Perché? E poi te lo spiego subito. Vediamo se me la fa. Ok, non me l'ha fatta ancora. Quindi ne approfitto per venire qua. Non è sicuro ora andare di qui perché mi mantengo sotto l'inchiodatura. Io credo che più sicura sia andare ora in una casella di questo tipo. È vero che lui può darmi scacco così, ma io posso addirittura rifugiarmi ancora più di qua, no? Dicevo, se lui mi fa questa cattura, è vero che mi doppio i pedoni e cercare di non doppiare i pedoni dovrebbe essere uno scopo, anche se poi man mano che si va avanti si scopre che talvolta i pedoni doppiati sono una fortezza. E allora invitiamolo a catturarmi sto dannatissimo cavallo, perché va bene, in realtà potremmo anche giocare questa, che dici? Vai, giochiamo solidi, così se mi cattura addirittura ho l'altro cavallo che può andare qui. Dicevo, uno dei vantaggi che può avere un giocatore è avere entrambi gli alfieri. Questo vantaggio è definito vantaggio della coppia degli alfieri. In questo caso ce li abbiamo tutti e due. Nel momento in cui lui dovesse cambiarmi un suo alfiere sul mio cavallo, o io dovessi riuscire a guadagnare comunque un suo alfiere, avrei il vantaggio della coppia di alfieri, cioè controllano tutta la scacchiera. Nel momento in cui controlli case bianche e case scure, controlli praticamente tutta la scacchiera e quindi gli alfieri dovrebbero essere molto forti. Tra l'altro, man mano che ci si avvicina nel finale, cioè quando ci sono pochi pezzi, gli alfieri sono più forti dei cavalli perché sono in grado di passare da un lato all'altro della scacchiera nel giro di una mossa, mentre il cavallo invece ha bisogno generalmente di più mosse. Andiamo a rompergli le scatole. Vediamo che cosa fa. Magari mi fa uno scacchino. Me lo aspetto lo scacchino. Ecco, per esempio qui ho mosso senza minimamente considerare la sua mossa e non è una cosa buona generalmente.
generalmente è una cosa buona, ma senti un po', io avevo a disposizione, avevo per caso a disposizione, torno indietro di qualche mossa? Eh sì, avevo questo. Potevo guadagnare il pedone, cioè potevo andare in parità in realtà di un pedone, ecco perché lui ha fatto questa mossa di torre per difendere quel pedone. Scacco, ok, siamo ora in questa posizione, lui ha ancora un pedone in più e vediamo un po' come continuare la partita. Eh, Posso provare a dare la caccia a questo pedone con cavallo qui, lui avrebbe alfiere G6, però nel momento in cui gioca alfiere G6, azzarola, io vorrei avere un alfiere qui per inchiodare la sua torre con d3 re. Anche questa è diventata una partita difficile da gestire. Lui ha un pedone in più, si gioca senza regine, è una partita difficile da gestire che potrei anche perdere se non gioco correttamente. Diciamo che normalmente il mio punteggio su chess.com sul mio account si aggira attorno ai 1900, ma un giocatore da 1900 può tranquillamente perdere con un giocatore di 1000 punti, tranquillamente. Anche lui ha sviluppato questo alfiere e adesso vediamo un po' come giocarcela. Allora, proviamo a giocarcela in codesto modo. Questa mi ispira sempre tanto, però lui ha questa qui, alfiere G6. Allora, portiamo in gioco le torri. Questo è quello che dicono di fare i manuali di scacchi, portare in gioco tutti i pezzi, quindi attacchiamo tra l'altro molto a raggi X il suo re e speriamo di fare qualcosa di concreto in futuro o semplicemente magari attenderemo qualche suo errore, no? Perché anche il nostro avversario potrà sbagliare, quindi attendiamo un attimino. Prossimo passo sarà quello di portare in gioco anche l'altra torre, molto importante portare in gioco tutti i pezzi. Lui attacca qui, però credo che non c'è nulla da temere su questa colonna. Bisogna mettere le torri su colonne che credi un giorno si possano aprire. E sto cercando dei colpi tattici, ma credo non ci siano, quindi vado molto tranquillo. Ok, per ora è un gioco molto tranquillo. Ripeto, lui ha un vantaggio di un pedone, però mal che vada penso che possa finire in parità questa partita. Ma a scacchi c'è sempre uno dei due giocatori che sbaglia, quindi bisogna attendere l'errore, sperando che uno di quei due giocatori che sbaglia non sono io. Però occhi aperti ragazzi, perché l'errore è sempre dietro l'angolo. L'errore è sempre dietro l'angolo. Quindi magari ci giocherà, che ne so, a un certo punto cavallo H5 e noi abbiamo il G4 con attacco doppio, per esempio. La partita si può ribaltare sempre in qualsiasi momento, quindi occhi sempre aperti. E piuttosto che fare una cavolata, gioca bene. Ora, lui ha i pedoni bellissimi, cioè finché tu non sposti i pedoni non puoi avere debolezze, non puoi avere cose strane. Allora, mi richiedi qui un cambio di cavalli. E io potrei richiederti questa. No, questa la posso fare per arrivare all'alfiere qui. Tu mi chiedi un cambio di cavalli, io ti catturo, tu arrivi qui con il tuo alfiere e io vengo qui con il mio cavallo che ti attacco qua. Non mi convince. Su cambio di cavalli arriva la torre. Su questa qui cambio alfiere qui. Ok, posizione ancora una volta iper tranquilla e potrei giocare una semplice mossa d'attesa. Potrei giocare una semplicissima mossa d'attesa o potrei giocare questa. Potrei giocare questa qui con l'idea di prendergli quel pedone. Potrei giocarla. Sì. Vai. Gioco per prendergli un pedone. Adesso lui credo che vorrà cambiare un paio di cavalli e qui credo che catturerò con la torre. Credo che catturerò di torre. Potrei catturare anche di cavallo. Devo capire se
è buona. La cattura di cavallo mi consente di portare il cavallo in gioco da questo lato, mentre la cattura di torre mi tiene il cavallo in gioco su quel lato lì. Devo vedere un pochettino, vediamo come va la situazione e poi l'analizziamo. Ok, cattura di torre o di cavallo? Cattura di torre, cattura di cavallo, gli impedisco questa, forse cattura di cavallo, man mano che la vedo, cattura di cavallo mi sembra sempre più incoraggiante. Cattura di torre, alfiere qui. Vai, cattura di cavallo, aggiudicato. Ok, non mi è piaciuto troppo chiudere questa torre, ma l'ho dovuto fare per tenere qui. Ok, lui gioca per prendermi un po' di robe. Ok, credo, se non ho fatto mai i miei calcoli, a parte su cattura, ah ok, c'è tutto. Allora, qui bisogna calcolarla bene. Cattura, ho la torre sul bianco e il re sul bianco, bisogna stare attenti a scacchi, robe varie. Cattura, scacco, cattura, sì dai, penso e spero di aver calcolato bene. Questa ovviamente non la può fare per fortuna perché c'è il mio cavallo che tiene, può fare scacco. Allora il suo scopo, ok, metto davanti il cavallo, però poi c'ho la torre intrappolata, re qui, c'ho la torre praticamente intrappolata, quindi devo scappare. Ma se io scappo qui e vado quasi a dargli scaccomatto, dici che è una follia? Sai che secondo me non è una follia se io scappo su, perché se scappo sul nero lui può sempre inseguirmi, io quasi quasi scappo di qui. Vado per dargli scaccomatto con il re. Forza re, fagli vedere di cosa sei in grado. Qui ora arriverà un bel raddoppino di torri. Raddoppino di torri però c'è questa. Ora se lui apre questa diagonale, ora qui queste torri raddoppiate sono sempre molto forti. Allora, torre. Cara torre. Dove vuoi andare? Vuoi che ti supporto? Hai bisogno di supporto morale? No dai, portiamola indietro. Qui, così arriva qui con l'alfiere. Qui. Se arriva qui potrebbe arrivare, dai, andiamo qua. Potrebbe arrivare di nuovo alfiere qui, che potrebbe essere un grattacapo. E noi andiamo qua. Non lo so, è una posizione strana. Con re qui poi te lo raccomando. Ok, per fortuna ha sdoppiato le torri, che era ciò che io speravo da una vita. Quindi ora posso raddoppiare le torri qui. Iniziare a creare un po' di pressione e finalmente poi posso liberare il cavallo. Ah, non è che c'è visto qualche scaccomato, qualcosa di strano. Ora il cavallo te lo metto davvero qui, O se no faccio qualche ripetizione. Ripetere le mosse è sempre una cosa che fa bene. In caso di scacco posso rientrare qui. Sì, è una cosa che consigliano di fare, soprattutto i russi. A loro piace tantissimo ripetere le mosse. Non ripetetele troppo, altrimenti andate in parità. Intanto questa partita si potrebbe vincere anche con il tempo, no? Se si ha sangue freddo di aspettare, ripetiamo, non fa mai male ripetere. Tac, ritorniamo indietro un'altra volta. Su questa, vediamo se questo scacco rompe le scatole. Tac, questa rompe le scatole. Ok, niente, ho scelto che alla fine devo andare con il cavallo. Posso poi ritornare col re qui su scacco qui, posso veramente spingere il pedone.
Vai, sono carico, sono carichissimo, re qui, spingo il pedone sullo scacco, scacco di cavallo qui, credo che ho delle buone chance. Ho l'alfiere che punta su A7, credo che la posizione si sia ribaltata. Forse lui dovrebbe darmi l'alfiere sul cavallo, perché... Ok, punta sul fatto che non posso catturarglielo, ma se ora noi ci spostiamo, in teoria, questo alfiere diventa catturabile. Quindi ora non c'è più l'inchiodatura, il cavallo si può muovere e credo che mi urco. Vedi, qui ha fatto la cavolata, questa. Però è anche vero che c'è scacco, ma io faccio prima scacco qui. Che tu vuoi darmi scacco qui con l'alfiere. Non è che prendo quasi matto, attenzione. Potrei prendere quasi matto. Tac. Scacco d'alfiere. Tac. Attenzione che la situazione è critica. Facciamo questo scacco qui che non credo faccia male. Mi vuole dare scacco d'alfiere, robe critiche. Per fortuna ora c'è anche il cavallo che tiene. Mi vuole dare scacco qui. E ora in teoria possiamo prenderci questo? Ma soprattutto ci interessa prenderci quello? La vera domanda è questa. Ci interessa prenderci quello? Può essere di sì, può essere di no. 2 minuti e 28. Questa ce la teniamo. Sullo scacco qui andiamo a spingere. Posizioni strane. Vorrei cambiare un po' di pezzi per alleggerire. Non lo so, prendo questo pedone ma non credo sia la mossa corretta. Non credo per niente che sia la mossa corretta. Sullo scacco sempre... pedone è rischiosa perché mi mette a tiro degli scacchi. Però d'altronde qualcosa bisogna pur fare. Anzi, tra l'altro qui non c'è perché c'è l'alfiere. Dimmi che anche lui non l'ha vista. Dimmi che anche lui non l'ha vista. È possibile che questo cavallo non può fare niente di serio? Allora, intanto ora sono più uno io di materiale. Quindi più uno io di materiale sono felice. Oh, comunque questo ha giocato bene, questo ha giocato molto bene, questo ha giocato benissimo. Ok, ho fatto anche un'apertura del Kaiser, pensavo di destabilizzarlo, invece ha giocato bene. 1 minuto per lui, potrei semplicemente... Ragazzi, purtroppo a scacchi si perde anche per il tempo, quindi potrei semplicemente stare qui, aspettare che lui perda il tempo o faccia cavolate. Quindi questo è quello che potrei fare. Urco, mi permetti questa roba? Credo sia un errore, così, senza saper né leggere né scrivere. Questo credo sia stato un errore perché comunque sempre scacchi così non me li puoi fare. Vorrei andare con l'alfiere qui, sempre questa cosa, ma c'è il cavallo. Adesso minaccio torre qui. No, qui non posso andare, maledizione. Però dai, qualche rottura di scatole secondo me te la posso dare. Adesso attacchi qui, quindi facciamo che andiamo qua. Anche qui potrei andare. Vai. Vado qui, per fortuna la sua torre non può arrivare. Sono a rischio, sono lì per prendere matto, ma credo che vincerò per il tempo. È vero, con +2 di materiale. Ok, benvengano le semplificazioni. Tac, tac, scacco. Vuoi raggiungere il traguardo dei 1000 punti? Ho realizzato il corso completo dalla durata di 16 ore che ti porterà all'obiettivo nel minor tempo possibile. Trovi il link in descrizione del video. Tac, metto davanti. Ok, dai, non posso perdere. Scacco, cavallo davanti.
Impossible. Tac, tac. Arriva un altro scacco, mi metto qua. Sono a rischio matto, Tac, matto mi arriva. Sono a rischio matto. Rischissimo matto. Ok, devo scappare ancora. Ok, mi attacchi le 2 torri. E noi scappiamo. Torri sul nero, così l'alfiere non gli può rompere più le scatole. È arrivata, finalmente. L'attendavamo tutti. Ovviamente con poco tempo arriva sempre l'errore. Bisogna avere gli occhi ben aperti. E finalmente anche il nostro avversario è umano. Anche il nostro avversario è umano, per fortuna. Ok, qui anche noi abbiamo poco tempo. Quindi che famo? Facciamo così. Attacchiamo l'alfiere. Qui scacco non me lo può mai dare. Ok, la partita è finita. Miliardi di errori da parte mia e da parte sua, meglio che non la riguardo. Migliaia di errori. Qui apertura sconsiderata, qui si spingeva, la vedevo abbastanza buia, però abbiamo cercato un pochettino di divertirci. Poi la partita in realtà è diventata noiosa perché senza le regine sulla scacchiera è diventata parecchio noiosa. Qui non abbiamo potuto utilizzare grandi principi e grandi consigli, è stata una partita giocata molto così, cercato di tenere un po' la posizione, poi alla fine è arrivato l'errore sul tempo. Diciamo che da questa partita non era tanto didattica, non c'era troppo da imparare, però siamo arrivati ai famosi 1000 punti. Bene ragazzi, io spero che il video in qualche modo, che in qualche partita avete potuto trovare dei consigli, qualcosa che potete mettere in pratica sin da subito nelle vostre partite. Ma se volete arrivare ai famosi 1000 punti, non giocando in questo modo, ma giocando meglio, ho realizzato un corso completo con tutte le strategie, le aperture che bisogna utilizzare col bianco, le difese col nero, capire quando e come attaccare e capire quali sono i piani di gioco da mettere in pratica. Un corso completo dalla durata di 16 ore che sono certo che vi porterà velocemente al raggiungimento dell'obiettivo dei 1000 punti il prima possibile. Ragazzi, grazie per la visione, spero che vi sia piaciuto e siate clementi, i giocatori più forti, perché ho giocato veramente male. Ci vediamo alla prossima, ciao!